Siamo a 24 ore dall'ora fatidica, quindi domani verso le 18 ora locale di Azerbaijan, di Baku, avremo il verdetto. Ovviamente abbiamo fatto, come si dice, i compiti per casa. Direi che qui il clima è positivo, un po' tutti i paesi hanno dichiarato che sono assolutamente favorevoli alla nostra iscrizione e speriamo vada bene. Incrocia le dita in questo video messaggio da Baku, capitale dell'Azerbaigian, il presidente del Veneto Luca Zaia, presente alla 43esima sessione del World Heritage Committee, chiamato a esaminare la candidatura delle colline del Prosecco tra i nuovi siti del registro UNESCO dei patrimoni dell'umanità. Il sogno potrebbe realizzarsi dopo 10 anni dalla presentazione di un'idea poi diventata un dossier. Da Baku a Valdobbiadene, dove tutti sono pronti per brindare con le bollicine. E dove le campane nella piazza suonano quasi a voler preannunciare il clima di festa che tra poche ore coinvolgerà tutti gli abitanti di queste colline, da Vittorio Veneto a Valdobbiadene passando per Conegliano. In piazza Marconi stanno finendo i preparativi per il grande giorno. Gradinate e casette dove troveranno posto i produttori del prestigioso vino sono già allestite. Per l'occasione ci sarà anche un maxi schermo per la diretta da Baku. Seguiremo tutte le fasi, speriamo che la proclamazione arrivi presto. Abbiamo invitato anche gli amministratori dei 15 comuni della DOCG. Il comitato dovrà esaminare 35 candidature alle liste del patrimonio culturale mondiale dell'umanità. Quello trevigiano resta l'unico sito italiano in lizza dopo il ritiro delle Alpi Marittime. Con l'ammissione del paesaggio delle colline del Prosecco nella lista dei beni di eccezionale valore a tutela UNESCO si calcola che le presenze turistiche triplicheranno. Ma a Valdobbiadene hanno le idee chiare. Avere una prospettiva di crescita oggigiorno è una fortuna che pochi hanno e sicuramente non la sprecheremo. Non si darà seguito alle grandi realtà ricettive, ma alle piccole distribuite, soprattutto in ambito rurale e nelle borgate.